Tra le iniziative legate al 77° Mandorlo in Fiori, ieri sera in via Atenea si è svolto lo Street Folk Festival, l'evento il cui tema centrale è stata la convivialità, volto a celebrare l'incontro tra i popoli e l'accoglienza calorosa di Agrigento verso le culture di tutto il mondo. L'iniziativa ha coinvolto i gruppi folcloristici internazionali che, esibendosi uno per ogni attività commerciale, hanno animato il salotto della città, regalando al pubblico la magia delle loro tradizioni artistiche. I locali di via Atenea coinvolti dall'organizzazione del Mandorlo in Fiore sono stati ambasciatori dell'ospitalità agrigentina, accogliendo cittadini, visitatori e artisti in un'atmosfera di festa e di condivisione. Il momento clou in tarda serata, tutti i performer dei gruppi si sono riuniti nel cuore della via Atenea per un simbolico abbraccio collettivo, testimoniando unità, fratellanza tra le culture internazionali. A rendere l'atmosfera ancora più intensa e fristante sono stati il DJ Giannino, l'animazione di Pachito Danile, con la partecipazione di Marco Catalano, che hanno trascinato in pista da ballo il pubblico con un mix di musiche etniche. Cittadini e visitatori hanno così partecipato a una serata suggestiva all'insegna della musica, della tradizione, dell'accoglienza e della condivisione.